Lazzaro arriva il terzo no ai capannoni, ma spuntano 2 aree dove Brunello potrà costruire. C'è un orso in altopiano, è questa la segnalazione che viaggia in queste ore. Una foto confermerebbe la presenza del plantigrado. Il caso del piccolo Ettore, finalmente le operatrici che lo seguono sono state formate, ma il prossimo anno si annuncia in salita. Il Veneto, fino al 31 maggio resterà obbligatoria la mascherina in tutti gli ambienti al chiuso delle strutture sanitarie. Ci avviciniamo alle elezioni amministrative, ecco cosa dicono e cosa chiedono i cittadini di Marostica. Servizi mirati di vigilanza e controllo del territorio nei comuni di Fara, Breganze, Colcerese e Lusiana Conco. Marostica, il Tribunale di Vicenza ha assolto la 55enne accusata di aver ucciso a coltellate la coinquilina. Incidente il 1 maggio lungo la strada statale 47, 2 gli automobilisti feriti. KO indolore per il Cartigliano, domani torna in campo l'Eccellenza dopo la sospensione del campionato. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Parliamo subito in apertura di telegiornale di San Lazzaro. Arriva il terzo no ai capannoni, ma spuntano però 2 aree dove Brunello potrà costruire. Dalla conferenza dei servizi arriva un altro no e siamo a 3 su 3 per quanto riguarda i progetti delle aziende che vogliono industrializzare San Lazzaro. Stamattina a provincia e comune di Bassano si sono opposti al progetto della ditta Brunello, una decisione in linea con quanto già stabilito per MEB e AGB. Le motivazioni riassunte sono 3 essenzialmente. La prima è il contrasto con il PAT. È arrivato il parere negativo della provincia e pertanto il comune non può non adeguarsi a tale parere. Il secondo è procedurale. Poi c'è anche una valutazione negativa per quanto riguarda la compensazione ambientale, ritenuta non adeguata. Ma manca ancora un punto, ed è questa la novità, all'elenco delle motivazioni di cui ha parlato il dirigente all'urbanistica. È già perché sono state individuate 2 nuove aree idonee, dove Brunello potrebbe ampliarsi, zone non agricole ed estranee al contesto di San Lazzaro. È una valutazione urbanistica nostra, in quanto abbiamo in corso l'approvazione di una variante ordinaria che prevede 2 zone idonee a ospitare Brunello. Sono 2 PUA in fase di riattivazione già adottati, verranno approvati a breve, pensiamo indicativamente prima dell'estate. Presenti, come sempre, i cittadini di San Lazzaro che hanno accolto con soddisfazione l'esito della conferenza dei servizi. In effetti il Comune ha fatto presente, giustamente, che ci sarebbero 2 zone in Bassano dove Brunello potrebbe far stare i suoi capannoni, quindi sarebbero sufficienti. Adesso si lavorerà anche per valorizzare tutta l'area di San Lazzaro con progetti educativi, con l'inserimento proprio di San Lazzaro all'interno di un circuito virtuoso che vada a valorizzare ulteriormente il verde, la natura e tutte le possibilità che offre. Parliamo ora del caso del piccolo Ettore, perché dopo mesi di battaglie della famiglia, finalmente le operatrici che lo seguono sono state formate per seguirlo durante le ore scolastiche. Il prossimo anno però si annuncia tutto in salita. Sostanzialmente non è cambiato nulla, l'unica cosa che abbiamo portato a termine finalmente dopo 8 mesi è la formazione e la contestualizzazione delle operatrici, quindi perlomeno adesso possiamo stare a casa con serenità e non andare a presidiare completamente le ore di presenza a scuola di Ettore. Piccoli e faticosi passi in avanti, ma la strada perché Ettore, il piccolo di 6 anni di Rossano Veneto affetto dalla sindrome di Moebius, possa frequentare la scuola in totale sicurezza come tutti i bambini della sua età, è ancora in salita. Le operatrici inviate dall'ULSS 7 adesso coprono 20 ore sulle 32 previste dall'orario scolastico. La famiglia si sostituisce alle operatrici o paga di tasca una persona formata perché Ettore possa restare a scuola per altre 7 ore e mezza. A complicare il tutto la preoccupazione per quanto avverrà a settembre. Il 16 di marzo abbiamo fatto un incontro per iniziare a imbastire quello che è il piano individualizzato ed è
Ci è stato detto che con molta probabilità l'anno prossimo verrà cambiato un altro operatore e quindi dovremo ripartire per l'ennesima volta con la formazione e la contestualizzazione di un'altra persona. Possibile, ci si chiede. Ripartire con altre persone significa rifare tutto da capo, senza tenere conto che un bambino di 6 anni fatica a ricostruire un rapporto di fiducia con persone sempre nuove, fatica a ritrovare serenità se i cambiamenti sono numerosi. Un dialogo irto di ostacoli, quello tra l'ULSS 7 e la famiglia di Ettore, che ancora non sa, e siamo a fine scuola, chi saranno a settembre gli operatori che seguiranno il figlio in classe e per quante ore saranno a carico dell'ULSS per poter cercare un operatore qualificato da affiancare ad Ettore. Ma non sappiamo ancora quante ore proporre a questa figura, quindi non siamo in grado di mettere un annuncio, di cercare un operatore. Abbiamo mandato, dopo il 16 abbiamo mandato una mail alla dottoressa Cernetti, ma non abbiamo ancora avuto risposta. C'è un orso in altopiano, questa è la segnalazione che viaggia in queste ore nelle terre alte vicentine ed è legata ad una foto che secondo alcune fonti confermerebbe la presenza del plantigrado nei boschi del Berental. C'è un orso nelle montagne vicentine, o anche più di uno, questo è difficile dirlo. Ma stando a tutte le segnalazioni e gli avvistamenti delle ultime ore, pare proprio che un plantigrado stia transitando nella zona dei 7 comuni. Lo testimonierebbe questa foto, pur se sgranata e poco chiara, che sta facendo il giro della montagna vicentina. E lo testimoniano le molte segnalazioni degli ultimi giorni, comprese quelle che abbiamo dato in anteprima nei nostri telegiornali nella giornata di sabato. Le autorità sono al lavoro per capire cosa ci sia di vero e come gestire eventualmente la situazione. Questo fatto qua ci ha un po' impauriti, diciamo, ci ha reso un po' così preoccupati anche di quelle che sono le eventuali conseguenze di una presenza, direi, di passaggio di un orso. Speriamo sia un maschio, perché come era accaduto con l'orsodino era rimasto 5 mesi per poi spostarsi verso la Slovenia in cerca delle femmine. Con gli orsi non sono animali stanziali i maschi, perché si muovono alla ricerca della femmina. Fra il Trentino e il Veneto c'è sempre stata la barriera, ben poco naturale a dire il vero, dell'autostrada del Brennero, che in molti casi ha impedito la diffusione degli orsi anche sulle montagne veronesi e vicentine. Questa barriera però in alcuni casi si è dimostrata insufficiente, penso al caso dell'orsodino, ma oggi come oggi il grosso dei capi, quindi di orsi, di plantigradi, sta in Trentino, Alto Adige. Le segnalazioni portano a pensare che ci sia un esemplare che si aggira nella zona del Barental. Ironia della sorte o rimando storico, il nome di quei luoghi in lingua cimbra vuol dire proprio Valle dell'Orso. Ma la situazione è ancora poco chiara e i sindaci preferiscono non fasciarsi la testa. Scongiuro il pericolo che si formino delle comunità di orsi sulle nostre montagne, anche perché si tratta di montagne fortemente antropizzate che hanno in questo momento l'alpeggio più ampio d'Europa, che si sta riattivando perché stiamo lavorando per poter riaprire le malghe, dove c'è appunto un'attività turistica molto vivace e sarebbe assolutamente impensabile. Gli avvistamenti riguardano per ora la Valle del Barental, ma per l'intero comparto turistico questo è un nervo scoperto. È che noi abbiamo una reale contezza di questa presenza o di questi avvistamenti. Come sindaco di Gaglio nell'ultimo periodo sono in costante contatto con gli organi competenti, con i carabinieri forestali, i quali appunto mi confermano di non aver ricevuto nessuna notizia in tal merito. C'è qualche foto che gira, ma da distante, quindi si fa fatica a capire. L'imminente apertura delle malghe rappresenta un altro fattore di rischio da non sottovalutare per l'altopiano. Purtroppo con la morte di Andrea Papi l'attenzione è salita, grazie a Dio dico io, e spero vivamente che tutti gli enti sovracomunali, regionali e governativi veramente comincino a darsi da fare, a mettere le mani su questo piano nazionale della gestione del lupo e dell'orso, perché ripeto, per noi in altopiano sarebbe un ulteriore danno d'immagine e danno soprattutto per le malghe, per gli allevatori e in generale un po' per tutti noi, perché l'orso, abbiamo visto, è capace di uccidere anche l'uomo. Ci avviciniamo alle elezioni ed ecco cosa dicono e cosa chiedono i cittadini di Marostica. È partito il conto alla rovescia a Marostica per la 2 giorni elettorale che vedrà sfidarsi il sindaco uscente Matteo Mozzo e Giorgio Santini. In attesa che siano gli elettori a scegliere il futuro della città, quali sono le priorità su cui lavorare? Qui a Marostica trovo bene, c'è della qualità di vita, strutture, c'è di lavori in corso, eccetera. Però anche in qualche paesino fuori Marostica
c'è da fare molto. Che cosa manca un po' a Marostica? Su cosa bisognerebbe puntare? Su un asilo nido, estremamente necessario. Altri problemi, viabilità, cantieri, lavori, lì la città come si sta muovendo? Ne hanno fatto di lavori, sì, sono stati abbastanza bravi. La stazione di autobus dislocarla in posto buono. Dove adesso non va bene? Assolutamente. Per i commercianti promossa la vitalità del centro, ma non mancano problemi legati ai parcheggi. Bisognerebbe mettere un po' in ordine qui i parcheggi e tutto, anche ormai i plateati ci hanno preso tutti i parcheggi. Allora... A livello di piazza si sta molto bene, fanno molti eventi nel weekend, la cosa porta comunque beneficio, tutto sommato non ci si può lamentare. Anche chi visita Marostica e abita nel circondario ha le idee chiare. La più bella di Bassano ultimamente, mettiamo bene i puntini. Questa amministrazione mi sembra che abbia fatto abbastanza un buon lavoro, insomma, dopo le critiche sono sempre le prime a venire fuori. Comunque io trovo che va bene, però non sento tanto entusiasmo di votazioni qua a Marostica. Non sento, una volta c'era sempre gente che parlava, quest'anno è tutto fermo. E finanziati dai lavori del PNRR, a Rossano Veneto è stata posata la prima pietra dei lavori per l'ampliamento della scuola d'infanzia. Sono i piccoli cittadini a posare la prima pietra dei lavori per l'ampliamento della scuola dell'infanzia di Rossano Veneto. Il progetto costerà circa 2.600.000 euro e sarà finanziato per la quasi totale interezza per 2.370.208 euro dai fondi del PNRR. Una struttura a impatto zero dove sono già in corso lavori per l'efficientamento energetico. Dalla posa della prima pietra al taglio del nastro nel comune, dove è stata aperta la casetta del quartiere generale Giardino a servizio di tutta la comunità. Parliamo ora di emergenza Covid-19. Il Veneto sceglie la prudenza e si affida ad una circolare con alcune precisazioni rispetto all'ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 1° maggio. Valutato lo scenario epidemiologico della regione fino al 31 maggio prossimo, resterà obbligatorio l'uso della mascherina in tutti gli ambienti al chiuso delle strutture sanitarie e degli ospedali. Per quanto riguarda gli studi dei medici di medicina generale, si ribadisce l'invito a raccomandarne l'uso ai pazienti. La mascherina, come prevede l'ordinanza ministeriale, resta obbligatoria fino a fine anno nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi e nelle strutture residenziali per anziani. Parliamo ora di servizi mirati di vigilanza e controllo del territorio nei comuni di Fara Vicentino, Breganze e anche quelli di Colceresa e Lusiana Conco. È quanto disposto dal prefetto di Vicenza a poco più di una settimana dalla tragica sparatoria di Fara Vicentino. Le direttive sono arrivate dal prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, e sono stati impartiti ai vertici delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza. A Fara Vicentino, il comune teatro della tragica sparatoria del 24 aprile, e nei vicini territori di Breganze, Colcerese, Lusiana Conco saranno potenziati i servizi di vigilanza e controllo e saranno attuati mirati dispositivi interforze. A deciderlo il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è riunito nel municipio di Schio nell'ambito dei comitati itineranti decisi dalla prefettura di Vicenza. Comunità ancora sotto shock, quelle interessate dalla sparatoria. Nel mattino del 24 aprile, Sufiane Bubagura, 28 anni, marocchino in Italia da oltre un decennio, è stato visto correre scalzo per chilometri, imprecando in arabo. Nella zona industriale di Fara, ai confini con Breganze, la situazione è precipitata. Fermato da una pattuglia di carabinieri, l'uomo è riuscito a sottrarre l'arma a un appuntato e poi all'urlo di Allah Akbar ha iniziato a sparare ferendo gravemente Alex Frusti, agente della polizia locale del nord-est vicentino, prima di venire ucciso da un vice brigadiere del radiomobile di Tiene. Sulla ricostruzione esatta di quegli attimi drammatici è al lavoro la procura che ha indagato 3 persone, tra cui l'agente ferito. Una ferita per un territorio che adesso chiede sicurezza, tanto che i controlli sono stati estesi anche alle comunità che sono state le ultime dimore del giovane marocchino ucciso. Nel corso dell'incontro
riscontro, la prefettura ha anche stabilito controlli specifici contro i furti e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani, nonché dispositivi mirati nei luoghi della cosiddetta movida. E ad un anno dall'omicidio avvenuto in un appartamento protetto di Marostica, il Tribunale di Vicenza ha assolto per vizio totale di mente la 55enne accusata di aver ucciso la coinquilina a coltellate. La paura della compagna Maria Cristina Cavedon e da qui la decisione di colpirla con un coltello da cucina che l'aveva raggiunta con 4 fendenti al collo e al petto che non le hanno lasciato scampo. Aveva confessato l'omicidio avvenuto in un appartamento protetto di Marostica il 24 aprile dello scorso anno. Lisa Paiaro Bernato, 55 anni, originaria di Noale e invalida, che per questo delitto è stata assolta dal GUP del Tribunale di Vicenza Matteo Mantovani, che ha ravvisato nella donna il vizio totale di mente e stabilito un ricovero in una struttura protetta per un anno. La 55enne già nel 2004 aveva investito e ucciso un ciclista di 77 anni a Thiene. Anche in quell'occasione, considerata incapace di intendere e di volere, non era stata condannata. Settore lattiero-caseario in crescita e Latterie Vicentine chiude con un anno record. Latterie Vicentine chiude il 2022, un anno a dir poco difficile per tutto il comparto a livello mondiale, con numeri contraddistinti dal segno positivo. Sono stati lavorati oltre 108 milioni di latte trasformati in 401.000 forme di asiago fresco DOP, oltre 33.000 di asiago stagionato DOP e 76.200 di grana padano DOP. Numeri importanti che connotano Latterie Vicentine tra le più significative cooperative venete, con 250 soci e il più grande polo produttivo di asiago DOP. Un segnale importante per tutta la filiera lattiero-casearia del territorio. Nel 2019 la cooperativa ha avviato un importante piano di investimenti per valorizzare le energie rinnovabili e anche in questo caso l'imprenditoria veneta risponde presente alle sfide del futuro. Ed è il Garden Rosaflor il migliore d'Italia per il 2023 e a decretarlo è la rivista Gardenia. È una storia lunga 30 anni d'amore per il verde e per l'ambiente, quella che ha reso Rosaflor il garden migliore d'Italia per l'anno 2023, secondo la classifica annuale stilata dalla rivista Gardenia. Fondato nel 1992, il garden si è man mano trasformato, facendo crescere anche la consapevolezza ambientale degli operatori e dei cittadini. Sono circa 800 le piante esposte nel pieno rispetto della stagionalità, per l'80% di provenienza italiana. Accanto alle piante, numerosi corsi organizzati nell'aula realizzata nel 2020. Sostenibilità resta una parola d'ordine all'interno del garden, che dopo l'impianto fotovoltaico sta per realizzare anche un impianto geotermico per il raffreddamento che preleva l'acqua dalla falda e la reimmette in circolo senza sprechi. Parliamo ora di sport, domani torna l'eccellenza, invece Cartigliano KO indolore nel derby. Niente paura, la sconfitta del Cartigliano nel derby con il Montecchio Maggiore, finito 2-0 per i biancorossi, rientra tra quei KO indolori. Biancazzurri già salvi e va bene così. Alla fine abbiamo attaccato, non siamo riusciti a sfondare, almeno per fare il gol della bandiera, però insomma la partita non era facile, loro si devono salvare, noi abbiamo provato a ribattere colpo su colpo, ma loro avevano più energia e giustamente ci può stare questo risultato. Intanto torna in campo l'eccellenza, girone A nel turno infrasettimanale dopo la sospensione del campionato. Mercoledì pomeriggio, a 180 minuti dalla fine, il Bassano è già sicuro dei play-off. L'Eurocassola ospita in casa il Vigasio per l'ultima chance di aggancio ai primi 5 posti. Ed ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. Domani a Cassola si terrà il secondo appuntamento del Festival della Terra. Sarà ospite Marina Forti, giornalista e scrittrice, che alle 20:30 nella sala civica proporrà un focus sull'inquinamento in Veneto. Rinviata al weekend del 13 e del 14 maggio la festa di primavera a Marostica. Il programma rimarrà invariato, con particolare attenzione all'esposizione di opere d'arte e al tradizionale taglio della mortadella prevista per domenica.
Inaugurata la Goccia del Donatore, un monumento in marmo posizionato nella piazza di Casoni in occasione dei festeggiamenti del 60° anniversario di fondazione del gruppo Donatori di Sangue del paese. Incidente il 1° maggio lungo la Valsugana, a Campo San Martino, 2 i feriti. Incidente lunedì pomeriggio lungo la Valsugana nel comune di Campo San Martino. Scontro tra 2 vetture, feriti i 2 conducenti. I soccorsi, arrivati da Cittadella, hanno messo subito in sicurezza le auto. Una delle 2 era finita nel fossato lungo la strada. Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Subito, assistiti dal SUEM 118, sono stati trasportati in ospedale in elicottero e in ambulanza. Non risultano in pericolo di vita. Ripercussioni sul traffico, che è stato deviato per eseguire i rilievi dell'incidente. E sbarca a Noventa Padovana il servizio di monopattini a noleggio. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, questo è il nuovo servizio per Noventa Padovana, potrete raggiungere Padova in pochi minuti, costerà €1 per lo sblocco e 20 centesimi al minuto. Il servizio di noleggio monopattini arriva anche a Noventa Padovana. La stessa azienda che dispone di una flotta di 500 monopattini anche a Padova ha attivato il servizio nel comune della cintura urbana. L'annuncio è stato fatto dal sindaco Marcello Bano, che ha voluto testare in prima persona il monopattino. Il servizio partirà il 3 maggio, sarà riservato solo ai maggiorenni e i monopattini si potranno trovare in 25 postazioni dislocate nel territorio comunale di Noventa Padovana. Il monopattino dovrà essere lasciato nelle apposite stalli, altrimenti multa. Mi raccomando, seguite il codice della strada, massima attenzione e in bocca al lupo a tutti. Anche a Padova da aprile chi parcheggia in modo scorretto i monopattini elettrici della ditta DOT riceve una sanzione pecuniaria. In caso di recidiva viene sospeso l'account per il noleggio. Focus questa sera a partire dalle 21:15 ci saranno anche come ospiti Sonia Brescaccin, Gio Formaggio, Settimo Gottardo, Giorgio Pasetto, Riccardo Zumski, Michele Toaldo e Antonella Tocchetto, quindi una puntata da non perdere. Ora diamo come sempre spazio alle previsioni del tempo di domani. Ringrazio invece tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.